Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli approfondimenti di A Voi la Linea. La situazione del personale del Santa Maria della Misericordia, dove negli ultimi 3 anni gli addetti tra il personale sanitario si sono ridotti di 370 unità, è stata al centro della conferenza stampa indetta questa mattina da CISL, CGIL, Nursing e FIALS. Ci aggiorna Isabella Gregoratto. A te la linea, Isabella. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo a Udine di fronte al Santa Maria della Misericordia. Qui si sono riunite praticamente diverse sigle sindacali per manifestare contro la situazione che si sta creando, che si è creata all'interno delle strutture sanitarie, in modo particolare qui a Santa Maria della Misericordia. Per la prima volta sono insieme i sindacati della CGIL, della CISL, del Nursing e della FIALS. Con noi Massimo Vidotto, perché è rappresentante sindacale, segretario RSU. Ecco. Sì. Sentiamo quella che è la situazione in questo momento, perché mi è stato segnalato, mi avete segnalato che negli ultimi 3 anni si sono perse praticamente 370 persone fra il personale. Sì, allora innanzitutto è storico che a un giorno dalle elezioni si riuniscano tutte le organizzazioni sindacali per far fronte a questa polemica aggressiva, violenta del segretario regionale della UIL, che ci sentiamo di respingere perché hanno promesso soldi come piovessero dal cielo, come se tutti potessero acquisire fasce 7 milioni all'anno, no, per prendere in giro le persone. Dall'altra parte si auspicano un rinnovamento dell'RSU. Bene, noi in questi ultimi 2 anni immersi dal Covid in un'azienda che va dal mare alla montagna abbiamo dovuto, i lavoratori componenti della segreteria RSU, preoccuparci di tutte le riorganizzazioni, di tutti i problemi legati alla sicurezza del personale, e l'unica persona che mancava in segreteria era proprio il componente della UIL, quindi il grande cambiamento lo auspichiamo anche noi. Detto questo, veniamo alle grandissime problematiche che sono legate all'emorragia di personale che è certificato nei documenti aziendali del PAL 2022, 370 unità, 286 del comparto negli ultimi 3 anni. Vale poco che l'azienda dichiari voler acquisire 520 unità, perché quello che è successo negli ultimi anni è che rispetto alle programmazioni a fine anno succedeva al contrario. A metà luglio dell'anno scorso dichiaravano di voler avere a fine anno 170 dipendenti in più di quelli che si sono ritrovati, quindi c'è un grande problema legato alla fuga di personale per le condizioni nelle quali ci si trova a lavorare. Quello che serve che i soldi che si sono risparmiati per 286 dipendenti, che sono oltre 14 milioni all'anno, vengano investiti come benefit per attirare personale in questa realtà, per fare in modo che possano migliorare le condizioni. Dall'altra parte serve che questa classe dirigente aziendale cambi la metodologia con cui intende trattare il personale, altrimenti noi chiuderemo servizi sempre di più. E comunque voi adesso siete attesi. Voi siete attesi e poi ci aggiornerete in quello che accadrà dall'incontro con la direzione. Sì, la direzione ci ha chiesto di recarci da loro, ma noi quello probabilmente lo faremo. Quello che a noi ci interessa è che per fare in modo che queste volontà vengano portate avanti e respingere questi attacchi vergognosi di modo di fare sindacato, la gente da domani vada a lavorare in massa, le persone che in questi anni hanno lavorato ogni giorno per il personale. Ok? Bene, ringraziamo Massimo Vidotto, che ricordiamo essere segretario RSU uscente di ASU-FC. Restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, parliamo sempre di sanità, ma ci spostiamo a Pordenone perché nel reparto di pediatria di Pordenone è stata inaugurata la nuova stanza studio per il progetto Scuola in Ospedale, nato nel 2018 proprio al Santa Maria degli Angeli. Un'area rinnovata dove i giovani pazienti costretti a lunghe degenze possono rimanere al passo con il loro percorso scolastico. Vediamo. L'inaugurazione oggi di questa nuova stanza all'interno del progetto della scuola in ospedale è sicuramente importante per i ragazzi che sono costretti a stare in questo reparto. Ma direi proprio di sì, la scuola non è solo il posto dove si va ad imparare, la scuola rappresenta la vita per i ragazzi, l'abbiamo visto in questo periodo particolarmente difficile in cui l'isolamento sociale ha creato dei danni enormi. Noi siamo passati da 10 ricoveri all'anno di ragazze con disturbi del comportamento alimentare a 30 ragazze all'anno. Noi mediamente abbiamo 10 ragazze
ricoverate con disturbo del comportamento alimentare, a cui bisogna aggiungere altre ragazze e ragazzi ricoverati per problemi di interesse neuropsichiatrico. Sono ragazzi che rimangono da noi per tempi molto lunghi, vuol dire mesi, 2, 3, a volte anche 6, e a questi ragazzi bisogna garantire non solo l'istruzione ma anche la possibilità di rimanere agganciati con quello che è il loro mondo, che è rappresentato dalla scuola. Avere gli insegnanti che fanno un'attività che ricorda più un albergo diffuso, no? All'interno della nostra pediatria, perché non hanno un'aula ben precisa. Adesso ce l'abbiamo, rappresenta un modo poi per rimanere agganciati alla vita che è rappresentata proprio dalla scuola di provenienza. I numeri un po' li ha detti, insomma, qual è la situazione del reparto oggi? Ma la situazione del reparto oggi è un pochettino critica, nel senso che il reparto oggi è proprio pieno, perché abbiamo abbastanza bambini ricoverati per le patologie usuali, quindi gastroenteriti, polmoniti, convulsioni e quant'altro, e poi abbiamo in questo momento 11 ragazzi ricoverate per problemi neuropsichiatrici e per disturbi del comportamento alimentare. Sì, ecco, da questo punto di vista la pandemia si è sentita, no? Dal punto di vista psicologico oltre che fisico. Si è sentita e come. Rimanere a casa ha rappresentato veramente un fattore di rischio enorme per il manifestarsi delle patologie neuropsichiatriche, a cui probabilmente nessuno pensava, o perlomeno lo si poteva pensare, ma non con queste proporzioni. Rimanere a casa significa rimanere in solitudine, significa mediare la comunicazione attraverso un video, significa avere un accesso al cibo che è diverso rispetto a chi va a scuola, avere un accesso diverso poi a quelli che sono i media, e questo poi ha favorito patologie neuropsichiatriche e poi disturbi del comportamento alimentare. Il progetto Scuola in Ospedale, che si è rivelato sicuramente vincente, che qui all'ospedale di Pordenone fa un ulteriore salto. Io devo raccontare che l'idea di potenziare tutti i servizi per la scuola in ospedale e poi dare l'avvio a quello che è stato il percorso virtuoso e non solo normativo, ma anche con l'istituzione di un master e la messa a disposizione del personale docente per la scuola in ospedale, è nato da questo reparto che nel 2018 ha segnalato tutte le problematiche inerenti il tema, e che ha permesso a questa regione, che come diciamo sempre era fanalino di coda per i servizi educativi e di istruzione all'interno dei percorsi ospedalieri, di invece raggiungere un livello importante sia per quanto riguarda le risorse messe a disposizione, sia proprio per la formazione dei docenti da occupare in questo tipo di attività. Un'arma sicuramente vincente per i ragazzi che purtroppo devono passare del tempo qui, ma non per questo devono smettere di studiare, e qui possono farlo con delle stanze, diciamo, anche esteticamente adatte. È un percorso di civiltà e di attenzione proprio a percorsi che, ripeto, valgono molto per l'ospedale, valgono sicuramente anche in tutta la partita dell'istruzione domiciliare per ragazzi che ne hanno bisogno, impediti come possono essere da percorsi di malattia e anche di degenze ambulatoriali e non necessariamente per lunghi periodi. Voltiamo pagina. Confartigianato Imprese FVG in campo per tutelare la libertà del riparatore di fiducia da parte del cliente. Questa mattina la presentazione del nuovo servizio di assistenza legale l'ha seguita per noi Alexis Sabot, che ne parla con Graziano Tiratti. Sì, eccoci, ci troviamo qui nella sede di Confartigianato assieme al presidente Graziano Tiratti per presentare questo nuovo progetto, l'assistenza legale, in particolare per gli autoriparatori. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è di poter dare una risposta di tutela nei rapporti con le compagnie assicurative ai nostri associati, alle imprese, piccole imprese che comunque hanno fatto della propria capacità e della
qualità del lavoro che fanno un loro obiettivo principale, e in questi rapporti recuperare anche il rapporto con le compagnie assicurative nella direzione di evitare il più possibile i contenziosi, per avere come obiettivo finale poi la soddisfazione del nostro cliente, che è cliente non solo dell'autoriparatore, ma è anche un cliente della compagnia assicurativa. Un progetto che avete già avviato, poi per il Covid, per motivi legati alla pandemia avete dovuto sospendere, ma lo riprendete oggi proprio per cercare di portarlo avanti. L'avevamo sospeso, diciamo, ma abbiamo potuto così preparare nei dettagli l'intero progetto. Oggi lo presentiamo, ma questo progetto, oltre che ha due momenti: un momento di rapporto esterno con le compagnie assicurative, ma ha un grande obiettivo, quello interno, che è quello della formazione dei nostri associati, come evitare come gestire bene il sinistro e come evitare contenziosi. Quindi ci saranno una serie di conferenze, di webinar, vedremo se noi vorremmo fare questa formazione in presenza per ridare un po' di vivacità anche al rapporto fra i nostri associati dopo 2 anni di collegamenti a distanza, e credo che dopo questo momento formativo cresceremo e vedremo i risultati, e credo che poi alla fine daremo una esatta risposta a chi è il destinatario, come dicevo prima, che è il nostro cliente, che è colui che ci porta a riparare la macchina. Grazie al Presidente Tilatti, grazie a voi la linea. Ed è arrivato il momento di una breve pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Il nostro obiettivo è evitare il radicamento delle mafie in Friuli Venezia Giulia, dove non hanno mai attecchito e dove le grandi operazioni si sono limitate a colpire insediamenti transitori per soggetti che stavano svolgendo traffici transfrontalieri. Lo ha detto il direttore della Direzione Investigativa Antimafia, Maurizio Vallone, oggi a Trieste in occasione del convegno Criminalità Transfrontaliera, Cooperazione di Polizia e Giudiziaria, promosso nell'ambito della celebrazione del 37° anniversario della DIA. Vediamo. Direttore, 30 anni di antimafia, l'obiettivo più importante, cioè quello di sconfiggere la mafia, è stato compiuto, però adesso c'è una soglia d'attenzione alta per impedire che rinasca questo fenomeno. Ma le mafie non sono scomparse ovviamente nelle loro regioni d'origine, ma anche nel resto d'Italia e anche all'estero. Quello che dobbiamo fare in questi territori come il Friuli Venezia Giulia, dove le mafie non hanno mai attecchito, dove non ci sono stati scioglimenti di consigli comunali per mafia, dove le grandi operazioni si sono limitate a colpire degli insediamenti transitori per soggetti che stavano svolgendo traffici transfrontalieri, il nostro obiettivo è quello di evitare un radicamento delle mafie in questo territorio, colpire ciò che c'è in questo momento di micro criminalità organizzata, di traffici che si svolgono da qui a là della frontiera, ed evitare che ci possa essere anche qui un radicamento poi che diventi difficile da eradicare. Ci sono fenomeni in realtà di mafia localizzati, diciamo così, di piccola entità, mi passi il termine, ammesso che si possa usare questo termine quando si parla di criminalità, e poi ci sono i cosiddetti la mafia dei colletti bianchi. Quali sono oggi le sfide vere sul campo che devono compiere gli investigatori? A livello nazionale e internazionale oggi assistiamo a dei fenomeni molto diversi rispetto al passato. Le mafie non sono più quelle che usano il Kalashnikov con frequenza, usano mettere gli esplosivi sotto le macchine dei magistrati e delle loro scorte, e non uccidono più con la frequenza che si aveva un tempo. Oggi tentano di inserirsi nel settore economico, negli appalti, avvicinano gli imprenditori che sono in difficoltà a causa della crisi pandemica e adesso anche conseguentemente alla guerra in Ucraina, e cercano di attirarli a sé mettendo a loro disposizione il denaro che gli viene dai grandi traffici, soprattutto quelli di stupefacenti. Ma gli imprenditori devono sapere che quando cedono alle lusinghe della mafia è un cappio che si mettono al collo. Prima o poi questi signori presentano il conto e li espropriano dell'azienda, perché hanno interesse a utilizzare queste aziende per partecipare agli appalti pubblici. La mafia
mafia ha superato da decenni i confini nazionali e transnazionali, nessuna sorpresa. La mafia non uccide più e investe, lavora ormai con i computer con cui sposta somme di denaro enormi, lavora disinteressandosi delle forze di polizia e dei rispettivi confini di Stato. È bene che quindi le forze di polizia si attrezzino per essere competitivi con loro, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista della capacità di spostamento. Com'è la situazione del Friuli Venezia Giulia? Perché sembrava che la mafia dovesse arrivare, però possiamo continuare a parlare di Isola Felice? Possiamo parlare di Isola Felice nel senso che non ci sono insediamenti stanziali. Qui non ci sono locali dell''ndrangheta, non ci sono insediamenti stabili della Camorra e di Cosa Nostra. Però ci sono interessi di tutte queste tre forze del male, diciamo così, e quindi l'attività della DIA, delle procure distrettuali, di tutte le forze di polizia deve mirare a sventare queste attività insidiose, perché se non ci sono insediamenti stanziali ci sono però capitali che vengono da lì. Io so che tutte queste organizzazioni criminali guardano con interesse agli investimenti che l'Europa sta dando alla nostra regione e la mia attività verso la polizia giudiziaria, Guardia di Finanza, DIA, Polizia di Stato, Carabinieri, ogni giorno li sprona a non cessare mai di controllare con attenzione i flussi di capitali. Andiamo adesso a Lignano Sabbiadoro per la Corsa delle Rose. Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere l'attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine. Partenza alle 9:30 da Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta. 2 i percorsi, 5-9 km a scelta che hanno toccato il lungomare e il cuore cittadino di Lignano. La Corsa delle Rose è tornata a colorare le vie del centro, circa 900 i partecipanti arrivati un po' da tutta la regione e anche dal Veneto, in maggioranza donne ma anche uomini. Corsa delle Rose significa sport, divertimento e solidarietà. Il ricavato dell'evento, una volta sottratti i costi organizzativi, andrà infatti a sostenere l'attività di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori offerta dalla LILT di Udine. Terza edizione della Corsa delle Rose, finalmente siamo riusciti a portarla a inizio stagione, dunque oltre 1000 i partecipanti e la solidarietà è il fil rouge, diciamo, che ha condotto questa manifestazione. Solidarietà rispetto anche a quella che è la Lega Italiana lotta contro i tumori, tutti quanti con queste magliette rosa a vivere un momento di spensieratezza, di leggerezza qua a Lignano Sabbiadoro, che decreta l'inizio della stagione degli eventi sportivi, anche se questa è una ludico-motoria, pensando sempre a chi soffre, a chi vive delle giornate anche del dolore. Il fatto di stare qui ed ora in serenità è un pensiero di solidarietà che giunge a tutte quante le persone amiche di Lignano Sabbiadoro, le persone che in questo momento stanno soffrendo. Presidente, questa è un'iniziativa importante, appunto tante le donne protagoniste, ma non solo, ma appunto lo scopo è importante. Lo scopo è importantissimo, questa onda rosa dimostra che le persone capiscono e soprattutto le persone molto interessate. La prevenzione nella lotta contro i tumori è l'arma fondamentale, perché la cosa migliore è non averlo il tumore, quindi la prevenzione aiuta a non averlo. L'organizzazione qui è perfetta, la manifestazione piace molto, è riuscita anche ad avere il sole, quindi più di così non possiamo pretendere, grazie dalla LILT a tutti. Quindi questa è una corsa che vuole sensibilizzare soprattutto alla prevenzione. Esatto, fra le altre siamo nella settimana della prevenzione nazionale della Lega contro i tumori istituzionalizzata ancora 20 anni fa. E ci ripetiamo ogni anno e questo è un esempio di proprio manifestazione leggera e spensierata di ciò che deve essere la lotta contro il tumore. Adottare un sano stile di vita che è rappresentato proprio dal movimento, dal moto. Quindi moto, sano stile di vita, vita lunga e sana. E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.